Io vado al direttore. Ricordo una sciatuzza, le pagine di Cia, l'aiuta Marmuzza e chi sta la tovia. Si pure rovinati, non c'è l'asfalto in terra, ma sai com'è scasciata, ti porta in Inghilterra. A Ciango a sta cazzera, lasciata per passiare, chi beggia picconera, io la voglio pigliare. Sedili tutti in marmo, fu fatta a rimanere, cugnorno calmo e ciapugliari peri. Ne faccia all'improvviso, mi ditti camminare e mangia un po' di piso, mi fece accozzoliare. Io ancora non capia, si testa di cucuzza, le pagine mi dicea, e tia, c'è a sciatuzza. Già sciata mi chiamava, diceva, vena mia, lo cuore confirava, e chi già la tovia. La mente santo Dio, finì per ragionare, mandà sciatuzza io, e mi si a camminare. Dai fatti, sciata tinta, satato qualche fosso, di certo non faccia finta di essere commosso. O pace meno ci dico, grazie, un consiglio. Tu, fusto meglio amico, ti lo conferma un figlio. Mirasti lo severo, io solo feci a guerra. Non ci arrivai, ma almeno io vinti in Inghilterra. Era meno parole, abbiamo voluto cominciare dando un pizzico di poesia proprio all'inizio di questa conferenza. Io voglio fare un primo riferimento a voi. O è la poesia che attrae, o è la famiglia Barone, che siamo tutti parenti. Comunque faccio i complimenti per il numero e per la quantità di partecipanti che siete. Una roba secondo me eccezionale per i temi che solitamente quelli culturali sono un po' riservati. Interessanti da dire sulle poesie di Nino Barone, che dall'assaggio che ci ha dato ora si vede che hanno tutte dei contenuti. Non è arrivato al presidente dell'Unione Maestranze, Leonardo Buscarini, sulle caratteristiche della poesia e sul fatto che ci sono questi luoghi che sono, secondo me, molto periferici rispetto alla nazione, che però invece coltivano delle buone qualità. Io non sono sofferenze, o se sono, come dire, delle caratteristiche, delle qualità di questa popolazione siciliana e sulle evoluzioni degli ultimi 50 anni del dialetto e quindi della poesia locale, ci parlerà la signora Rosa Maria Ancona. Intanto buonasera a voi tutti qui presenti, poeti e nonne, alle autorità e a Sua Eccellenza il Vescovo Francesco Vincicheri. Permettetemi intanto di congratularmi proprio con Sua Eccellenza. So, pur non avendolo letto ancora, che egli ha licenziato di recente un volume di versi dal titolo Frecce di luce, una silloge poetica che certamente ci arricchirà per la spiritualità e la forza linguistica che caratterizzano sempre l'impronta letteraria del nostro pastore. Passando al tema della serata, io farò semplicemente alcune mie considerazioni sul dialetto siculo e alla sua evoluzione, in particolare negli ultimi 50 anni. Io farò ciò sulla scia delle mie conoscenze ed emozioni, per dire infine qualcosa sulla poesia di Nino Barone. E con il grande cantastorie Ignazio Buttitta, che inizia per il dialetto siciliano una nuova fase, una nuova svolta letteraria. Qualunque ostacolo pongano oggi i detrattori, i critici accaniti contro il vecchio grande poeta, affermo ancora una volta che il grande poeta dialettale siciliano, lungimirante linguista,
capì forse per primo in Sicilia l'importanza letteraria del dialetto. Inizia dunque un periodo nuovo letterario siciliano che, escludendo una volta per sempre il preconcetto per cui il dialetto è espressione povera della lingua italiana, ma più che madre, madrina. Il siciliano assurge dunque ad unità nuova, perché è con il vecchio grande e con Buttitta che il siciliano si consacra nelle piazze e nei salotti per la unicità e la grandezza della sua espressione. Sofferente alle leghe lombarde, che sogna il rosso calore del sud, oh il sud, il sud. Lo stesso Quasimodo, già allora candidato al Nobel, tradusse i versi in italiano. Ognuno gli fece ala intorno a sostenere la sua lotta e la sua battaglia. Sociologo triestino Danilo Dolci, che scegliendo come suo luogo privilegiato traduce, li trascrive, li fa conoscere perfino nella lontana Svezia. Al siciliano il dialetto, da Cenerentola, assurge ad originale genere letterario che esalta, con squisite sfumature coloristiche, la tradizione. La nostra tradizione sicula ci spinge fino all'abate Giovanni Mele, 1740-1845, autore vivacissimo ed originale, copioso autore di componimenti bucolici e farseschi, di poemetti, di favole morali, di satire ed epigrammi, il cui capolavoro è Origini di Lumundo. Tutti hanno attinto il miele dal grande mestolo del Meli. Lo stesso Nino Barone, furbescamente, si nutre talvolta delle letture dell'Abate e recita La puzza con amore. San Meli, Santi Cacciolla, Cavarra, i cosiddetti poeti della diaspora, malati di sicilitudine. Nel dizionario della poesia edito nel 70 da Murcia si dice che anch'io appartengo a questo gruppo, ma quanti ne dimentico, per l'impossibilità di fare un lungo discorso, come la Yolanda Insani, isolana puro sangue, che scrive, conosciutissima nel campo della poesia italiana, ma che mescola all'italiano parolacce dialettali insieme a questo suo raffinato italiano. Poetico siciliano. A proposito di cantastorie, abbiamo il piacere e l'onore di avere questa sera con noi il cantastorie Benito Castro, che con le sue ballate e canzoni popolari ha portato il siciliano anche all'estero. Cantava la baronessa di Carini, nostra storia, e Dario Fo per la Lombardia, che non disegnò però di portare, esasperandolo talvolta, e lo stesso Antonino Buttitta, figlio di Ignazio, si occuparono attivamente di questa questione. Più emotivo, più sentimentale. Ambedue sono giovani e intraprendenti, ambedue dotati di volontà, seria preparazione alle alture di se stessa. Voce poetica di rilevante valenza, che si ispira alla natura in un colloquio, e poi le pennate psicologiche di Flora Restivo, le sue argute, pungenti osservazioni, i risvolti femminili cercati nelle pieghe in un linguaggio arcaico e materno. Ma qui stasera si deve parlare di Nino Barone, che presenta a noi questo suo primo testo di poesia, prima che letture del contemporaneo Giulio Toscano, poeta delle Saline, i cui versi Nino conosce a memoria, e dovuto. Nulla gli ho regalato, anche se lui si è stretto al paragone che ho fatto con Peppino Careca. Allora, devo chiedere perdono alla signora Rosa Maria Ancona, non ho detto che è poetessa, avevo genericamente detto signora Rosa. E allora, un'altra frustata me l'ha data comunque nel suo discorso, perché probabilmente non saranno tutti disperati questi poeti. Ho fatto l'accenno alla ispirazione o l'ispirazione che vi spinge a spremere le meningi per trovare quelle parole che poi non sono altro che la lettura dei sentimenti del mio. Però io sono uno che vuole imparare
Devo ringraziare il Centro dei Metallurgici per aver contribuito alla realizzazione del gruppo, il Centro dei Camerieri per la stessa motivazione, le ditte IMC Industrie Metallurgiche Cardinale, la Letea Produzione Mobili Arredo e un sentito ringraziamento a Giovanni Cammarese e Alberto Criscelli di Nino Barone. Buonasera a tutti, mi è stato affidato il compito di presentare il poeta Nino Barone. Ci lega un'amicizia ormai pluridecennale, amicizia nata dal microcosmo che gravita intorno alla processione dei Misteri dei Trapani, processione entro la quale siamo entrambi parte attiva in considerazione del fatto che ricopriamo l'incarico di console del gruppo Arresto Cielo dei Metallurgici. In generale, come una manifestazione così imponente, come appunto la processione dei Misteri dei Trapani, capace di generare forti emozioni a chiunque vi partecipi, sia da attore che da spettatore, vissuto da un ragazzino di appena 10 anni, età in cui uno comincia a scoprire il suo talento, possa tenere offerto per permettergli di iniziare i primi passi in quello sconfinato mondo che è la poesia. Ne nascono pertanto i primi componimenti che manifestano al poeta in prima persona, ma anche a parenti e amici, l'innato potere del nero. Crescendo l'amore per la poesia non finisce, anzi cresce e comincia ad affinarsi. Attenzione. La forza del poeta è proprio la sua capacità di far rivivere ai suoi versi le sensazioni condivise dai partecipanti alla sacra manifestazione, dando quasi la percezione di sentire persino il odore, i suoni, oltre che le immagini della processione, come ad esempio l'Invegna di Santo o la processione alla Nona dei Massari. In altre occasioni si cimenta a raccontare aneddoti, episodi o a descrivere particolari personaggi, è il caso delle Case dell'Argento o della Città. Raggiunta la maturità, intorno all'età di 30 anni, si è avuta la possibilità di notare come Nino abbia dato una svolta al suo modo di comporre poesia, almeno in 2 tratti, che lo hanno portato alla piena consapevolezza del suo potenziale. Uno, arricchisce sempre più il suo repertorio, articolando altri argomenti come la famiglia, i problemi sociali, i religiosi, le poesie eroiche. 2, ritiene ormai maturo il tempo di curare la qualità del componimento poetico, ponendo particolare attenzione alla metrica. Per Nino non è più importante solo quello che si declama, ma come lo si declama. Da questo punto di vista ho visto cogliere davvero il suo entusiasmo quasi quotidiano per conoscere dei punti di riferimento della poesia locale, al fine di permettergli una crescita a 360 gradi, alcuni dei quali stasera seduti in questo tavolo nella platea. Gli ultimi giorni che ci hanno separato da questa serata ho visto entusiasmarsi nell'attenzionare la giusta collocazione degli accenti nelle storie. L'attento lettore potrà notare come in qualche caso ha provato, senza alcuna presunzione, ma al solo scopo di esplorare gli immensi confini della poesia, a sperimentare mediche